Mi dice appunto cosa che si ricorda. Era il 1917, era di autunno, sì, che si è venuto appunto sì, Caporetto, che si è scampati tutti. Vabbè, E qua sappiamo se ricordato. Valtri qua sua zona, cosa facevi? Io che gli erano tosati il CEO? Conto inizio per Ecco, secondo me stavi proprio su sta casa qua? Qua, sì. Ah, sempre abitavi qua? Qua. Si chiama Pedrina io? Pedrina? Pedrina Piero? Piero. Megadito, No. Classe Per 8.000. 1908, quindi era 80... Tanti ieri. Beh, insomma, tanti. Devo parlare con dei signori che era dell'1, del 2, quindi tanti. Avanti. Ecco, mi dica cosa che si ricorda di che sera, di che giorni che si venivano avanti i tedeschi da parte delle Piave. Vadi, cosa che avevo fatto? Ah, non visto i tedeschi. Niente, Sono di prima che vive. Perché cosa che avevo sentito? Si va a fermare sul Piave. E sono di fuori per qua. Per Padova e dopo per Rovio Ferrara. Ma qua nella zona c'è stato movimento, cosa che avevo visto venire avanti, Vatri? La riga dei cavalli che non... Qua davanti? Trio a chiesa, ecco, Piazzavia, ecco. Proprio canoni? Canon. Antiaerei, anticosieri, canoni? Canon, signora. Ma quando che i tedeschi appunto si arrivai da parte di A, è venuto qualcuno a dirvi di andare via? Sì, sembra che ufficiali italiani. Cosa avrai detto? Però che scomprì perché qua la zona è pericolosa. Ah, sei venuto a dirvi? Sì, altro che. O che vi aspettavo di sentire altri rumori di sciopetare per scampare, perché ad esempio uno, da parte di A del Piave, appunto del Piave, si aveva fatto una specie di trincea sotto, sì. Resta fino proprio che arrivava bombe indosso, perché noi, altri invece che avevi andati via prima, Prima, sì. Avevi visto questo movimento, più o meno. Chi si è venuto a dire scampè, fiori, scampè che qua si mette ma cosa si domanda perché? Lui è un... Madonna! Lui vuole ricostruire un po'... ricostruire la storia, che ho capito. La storia del 18, ma ti era dell'8, del 18, dei 10 anni. Quello che si ricorda io che ero a te, cosa ci fa paura che l'ho visto i soldati, no? No, non c'è paura, no. Niente. 8 anni? 9, 9 anni. 9 anni, così. Mi pare di attaccare il carro e sono di profughi. Ecco. Questo vuoi sentire dire? Ecco. Dove si sono andati? E dove siamo andati? A Siena, col carro in boi vacche. E fin dove si arrivai col carro e boh? Fino a stazione? In Siena. Fino a Treviso? Sì, a Siena? Prima Santa Cristina. A Santa Cristina? E dopo sono proseguì, ecco. Io arrivai a Siena, dopo siamo andati giù a Livorno, da Livorno andati a tornare in Rio a Murlo. Ho capito, ho capito, ma non saremmo andati col carro e boh fino a Siena? Sì, pian piano, quando ho messo un inverno. Dai. E para via pian piano. Questo è il bella storia. È questo che vuoi sapere, questa è la storia, il primo che si è fatto così, perché nessuno gli aveva dato un treno, del montato sul treno. No, niente treni, no. Di ritorno? No, di ritorno non in treno, di ritorno sì. E i boh e vacche? E uno le care col treno dopo. Ho capito. Ma una bella strada che avevi fatto? Ah no, neanche. E mangiare, dove fermavi? Sì, si fermava a mangiare, dappertutto. Ho capito. Ma ora, prima sera si arrivava e mettemmosi andati via col carro e via. Quanti montai ieri, insomma, sul carro? C'era in 4 o 5, sì. Tutti i fratelli o tutti i fioi? Sì, tutti quanti, Quanti fratelli eravate in famiglia? 7-8. 7-8 fioi, sì. E anche più. Aspetta. Che stava là quanti fratelli che sì, io ero militare do. Ah, 2 erano militari? Sì. E qua a casa invece ieri più... C'era 5, 7, 8, sì. 7-8 fratelli. Ecco, e si montai tutti su sto carro ora? Sì, via. E chi qui guidava avanti, chi tirava avanti, suo papà ora? Mi pare, sì. E sua mamma, e anche sua mamma? Sì, anche mia nonna. E anche sua nonna? Era una bella sciapo ora? No, neanche. Tutti su sto carro, ma avevi messo qualcosa per querza? Sì, un tendon. Un tendon così. E fermata cosa ora, che avevi messo dei bastoni? Sì, un stroppone. Ah, stropei. È un tendone che avevi altri? Sì, un tendone. Un tendone che facevi cosa di solito quel tendone prima di querger?
o tenevi, o avevi casa, un tendone, insomma. Sì, sì. Ecco. E con quello si è andati avanti. Quanti? Prima sera vi siete mai a Santa Cristina, ora? Qua sì. Qua vicino, Santa Cristina. Sì. E là siete stati fermi su una casa di qualche... Sì, la casa qua, non mi ricordo il nome, buon. Di Santa Cristina? Sì, sì. E era contadini a Caioli? Sì, Caioli. E cosa vi hai detto? Vi hai dato qualcosa da mangiare? Non ho da mangiare, mi ha messo a una stalla. E dopo sono partiti, camminare. Si fermai, che paesi si ricorda di essersi fermati? Sì, mi ricordo e ho chiaro. Sono vado in Padova, Rodrigo Ferrara, e giù, ecco. Firenze. E su per montagne, col carro e boss, andate su per montagne per arrivare a Firenze, gli Appennini. E infatti tutti col carro e boss? Sì. Fin pianeta, ma era d'inverno? D'inverno. E a neve? Non era neve là, no. Non era neve? Allora non era freddi grandi dopo là. Capito. E si è andati su per queste montagne? E senza nessuna direzione, non è che per caso conoscessi qualcuno da parte di acqua? No, stiamo. E per mangiare e dormire? Si mangiavano, sì. La bottega se c'era da mangiare. E ora avevi schiai portavi via? E tessere. Ah, t'ho visto. Allora le tessere l'ora. Ho capito. E siete andati a Siena, in che paese vi si fermai a Siena? Prima e dopo, a un certo punto vi si fermai da montagna, diciamo, degli Appennini. Aspetta, dopo da Firenze. Da Firenze a Livorno. Ecco, da Firenze vi si fermai in che paese più o meno? Campi Bisenzio. Campi Bisenzio, sempre se una casa... No, sì. Sì. E avevi fatto qualche lavoretto anche per farvi un franco, no? Facevi qualche lavoretto? No, dopo sono andati a Livorno. Ho capito. Livorno non era posto per la madre, e ora andai a Siena, io ho detto che là, Catella Oro, sono a Siena, oltre Siena era una miniera di Ansaldo del Nite, e ora un lavoro adesso camminerà. A Murlo? A Murlo. Sono nato alle miniere di Murlo. Ecco. Nel paese si chiama miniere di Murlo. Murlo, ecco. Mi ricordo che ho visto proprio, sempre. Era dell'Ansaldo, quel miniera là. Sì, che c'è a me Ansaldo, sì. Sì. E là che vi trovava lavoro, era. Sì. Ma hai anche delle case, mi ricordo che era delle case come... Sì. Che vi dormivo dentro una casa, era là? Sì, dopo sono andato in casa, sì. E che vi c'era un franco, stavi abbastanza bene. Sì. Lavorava anche io che ero in Tosatello, no? Io stiamo. 8 anni, io andavo a scuola. Sì, neanche a scuola non si andava. Niente. Sì. E lavorava suo papà? Mi pare, sì. E chi lavorava su sta miniera? Mio fratello, più vecchio. Si chiamava, ti ricordi? Bruno, un certo Bruno, sì. E dopo? Suo papà come si chiamava il suo papà? Valentino Pedrina. Sì. E aveva un soprannome per caso qua nella zona? No. Il soprannome di Pedrina sarà il Barbono. Perché sì, Barbono, detti Pedrina, ho capito. Valentino, ora Bruno lavorava, e chi lavorava ancora in miniera? Mi pare se che me ne acqua io operai. Ho capito. Una tina di acqua solo il carro. E se fai un viaggio al dico, una tina di acqua. Non davi in miniera ora, non davi in miniera, ma che portavi l'acqua? Sì, io portavo l'acqua, io operai. Acqua potabile, da bere? Sì. Perché non era acqua, No, era un fiume che passava. E valti navitor l'acqua sul fiume? No, si caricava su un altro paese più su. Che si chiamava? Vescovado. Sì. E là che era il rubinetto, ora che era... Sì, una bella fontana di acqua. Ho capito. Allora, vedo che si ricorda. Sì, perché va a fare la storia, no? Come fa se non fa... Sì. E cosa stufo mi dice che magari 60 se stufo, se no mi manda via. E ora che portavi acqua, e sua mamma che mestiere faceva ora? Niente. Faceva mamma per mangiare? Ho capito. E altri... e su sta miniera quanto tempo siamo stati là? Un anno. Sempre là, a Murlo? Sì, per Murlo. Miniera di Murlo là? Sì. Ho capito. E dopo a un certo punto si finì a guerra? Si finì a guerra e allora sono il padre che mi ha mandato a casa. Ho capito. I gavici poi, quanti gavici? O vacche? Dopo una vacca e un vedai. Dopo una vacca e un vedai? E ora avevi anche il latte o ora qua vacca? Qua vacca faceva anche il latte? Anche il latte. Quindi qualcosa mangiavi anche da qui? Poi. Piuttosto niente. Non avevi patito a fame? E allora sono dentro a Siena. E sono messi tutti su un carica di su
Prima che parte il treno di fa ispezione che portazione, qui c'è qua, porta uno solo qua. E ora non andri in diretto, mi pare che sta sul vagone là, poi tutte qua martellisce, e mi pare ha fatto piccare il vagone a grande velocità, no, sono di qua, e arriva anche a mattina arriva anche. Ho capito. Non pare? Sì. Il vagone merci dei bestie hanno attaccato sui passeggeri. Ho capito, ma Quindi che il minuto che arrivano arriva anche le bestie. Tutto va per capire. Ah, ho capito. E qua a Spresiansi arrivai? Sì, qua il pescatore qua. Ah, proprio fino a Spresiansi arrivai? Sì. Come era la situazione così tornai qua? A queste case, come era Ciapai? Puttana, questa. Sì? Ho capito. Sì. E torno come era? Era buse sui campi, era... Sì, c'era qualche burro in giro, sì. Qualche burro, ma poca roba. Bombe. E era rimasto resti de bombe, No, mia, no. No, niente, a terra era netta abbastanza. Sì. Ho capito. E dopo poi metto a posto, perché aiutare qualche due, metto a posto... No. E si rendai tutti gli altri? Sì, rangiasse, sì. Ieri i tipi che si dava da fare erano altri anche? Sì. Non volevi aspettare che venisse il governo No, il governo o aveva dato un contributo? Andava a pagare i danni di guerra. Ah, qualcosa Hai aveva. che pagare i danni di guerra che quando sono andato in comune sotto l'ufficio del BIBE e tira fuori tutte le domande di danni di guerra e mai state presentate. Ah, ecco. Non avete per niente ora? Tutti quelli che presentano. Della zona qua? Della prima guerra sempre si parla. Ma bisogna parlare della seconda. No, tutte le domande dei danni di guerra è il messo comunale aveva messo i pacchettari sul suo armadio e non le gagne poi ha finito. Ma io parliamo di 10 anni di Rio. Ma io parlo delle domande della prima guerra mondiale o della seconda? No, mi interessa sempre la prima perché sennò partiamo da moccia o asso o quasi finito. Tu stufo mi sta qua. Sì, che ragione. La domanda scusa. Ma mi hai detto una bella roba perché sei l'unico che sei nato con i così distante in giro. Gli altri sono andati via tutti col treno? A casa sì è. Capito? Un papà coraggioso, sapevo. Era suo papà, era un tipo... Un braccialiere? Guarda qui, Muni. E da che classe ieri, si ricorda suo papà? Del 70. Del 70. E io non avevo paura di niente, se partivo andato via. E via. E basta. Non via, e via. Cosa che avevo detto? Andiamo via, ecco. Un don o un nemo? Ho detto un don. Sì, don. Come si dice? Un don, qua si dice. Il dialetto qua. Noi parliamo il dialetto. Via, ha detto. Via. Non sei venuto qualche maresciallo dei carabinieri a dirvi fiori campè? No. Via, ho capito. E scuola non davi, nessuno di suo fratello andava a scuola? Là in fondo a Murlo. Ah, no. E vi trovavi con la gente del posto? Facevi baruffa? Cosa vi dicevi? No. Altri profughi in via? Cosa veniva a fare? No, niente. Trattavi abbastanza bene, insomma. No. Ero lavorando là a queste miniere che avevi messo via anche un franco, così venivi a casa. Poca roba, sì. Qualcosa che avevi anche messo via? Poca roba. Poca roba comunque. Ho capito. Boh, mi pare se mi diceva anche altre robe che avevo piccaro, ma già questa avventura che mi raccontavi è l'unica che capisco io. Che sei andato così distante a piedi. Sì. Come va? Ma se arrivai sane queste bestie, se arrivai sane tutti i chilometri? Arrivare sane, sì. E il carro, sano anche quello? Anche quello. Era un carro speciale? Dopo non cambiare qua i militari mi ha cambiato. A ritorno? Sì. Qua era al padronato tanti attrezzi. E ora mi pare la cambiata caro. Ah sì? Hai dato anche un mul. Era un pagato 600 lire l'ora. Bel mul. Il mulo? Aveva trovato un pardo addirittura, insomma? Sì, 600 franchi l'ora. E il carro invece avevai... Sì, che ha cambiato. Che avevi dato dentro il vostro vecchio? Sì, ecco. Sì. Ho capito. Se avevi in mente qualcosa... Prova a domandare dove è nato il suo fatiche, i suoi lavori, la sua maniera di essere dove si può chiedere l'acqua. Ecco, domandi. Come sei andati? Cosa? Diceva il suo figlio... I suoi guadagni, dove sei nati? Dove sei andati ora? Sto miniera del saldo?
sono guadagni, diceva. Che domanda io? Che mi so perché mi spiega Roma, è giusto che parli. No, ma che faccia io una domanda che mi non ho capito bene che domanda fargli. Cosa è? Quando gli stati a Muro che portava l'acqua, io guadagnavo un soldino come che appunto, si lavorava, qualcosa si ciapava. Ecco, qui tornai in casa, e via, cosa avevi? 17.000 franchi, un per de bo, 2 vacche, sull'arco di 24 ore che suo padre è morto da broncopolmonite, è sparito. E dove sei andati? E si è trovato con quanti scagli di debito a banca? 4.000. Ma suo papà è morto da broncopolmonite quando? Qua a casa? Sì, qua. Appena finì guerra, di ritorno. Come mai che è morto ora suo papà? È cascato col freddo, e sta la notte cascato, e io una broncopolmonite, e vivo lì. Dove ti ho cascato? Qua in casa? Qua strada. Così. Dove fosso? Sì. Ho capito. E nessuno si è accorto? Nessuno si è accorto. Ho capito. E i scai li sparì? Sparì, ecco. Li avevi in casa praticamente? Li avevi in casa o i soldi? No, li aveva lui i soldi sul taccuino. Ah, tu capivo. E gli sparivi, ecco. Io si teneva sempre addosso sti scai. Sì. E gli è andato a fare i suoi affari a Stesiano, a Treviso, dove era andato? A Treviso era andato? A Conegliano. E che avevo come un incidente, diciamo. Ieri col cavallo, col muro? No, a piedi. A piedi. O può darsi che c'era una bastonata in testa? Non mi è. Niente. Per cascare in terra. Ho capito. Ma. Ieri di cara a Sciorretti, allora. Appunto? Minori. Ma ho capito, ma siccome che mi sono venuto qua all'improvviso e io... tutte quante memorie che mi ha contato da anni, e li vai a casa anche a Sciorretti, porta a casa le bestie, porta a casa le vacche, gli porta a casa i 7.000 franchi, porta a casa i bei boi, via terra, via tutto, e via i 4 su lì, e si è trovato che lavorare in tutti per pagare i debiti della banca della firma di 4.000 franchi vuol dire 400 milioni. Ma chi aveva prestati chi si 4.000? Perché chi aveva prestati? Lui sa. Ai soldi su, ero a banca mi pare, come... è un dinati, ma si sparita qui. Ho capito. Ecco. I soldi? Adesso se vuoi andare su un'immaginazione, però non si può accusare nessuno. Sì, ma anche perché si passava 80 anni ormai. I soldi gli nati, cosa aveva il nome? Il prete, ma no, Minetto. Soldi, mio nonno, io anche a parte che io piace anche a bere, no? Però io ho imbriagato, io ho fregato i scheghi, gli ho fatto fare la firma sulla banca, no? Io ho fregato i scheghi, mica te, i scheghi della banca, e gli ho fregato, e dopo lo ha saborito la strada. Ero praticamente stato come un agguato, gli ho fatto in duo come? Qua le si parla di Minetto, era il prete, il vecchio prete dei suoni. Desprediamo. Ma questo, probabilmente qualcuno ha visto... Questa è una supposizione che non devo mancherebbe altro, ma probabilmente... Studia. Forte, sicuro di se. E parte della Siena qui che va col vagone di fiale, cosa che mi stai qua, il vagone merci. Questo quello che costa, levata a cavallo, da là si bisogna partire il carattere l'iniziativa. Levata a cavallo i passeggeri, vagone merci, a cavallo, là è boi, vacche, tutti stiamo cruzando, il carro, carretta, no? E nel mio caso insieme praticamente. Io arrivai in casa tutti quanti insieme, no? È il principio del mio Dio, non lo mia conoscenza, no, ma che ha sentito dire insomma. Da lui, no? Quando si vita, i fiori e la famiglia va su, perché io va su col treno, no? Il resto dei cianfrusai va col merci. Mio nonno gli ha detto no, tappa dove vuoi te lo metti i passeggeri. E che vai a metterlo? Diti, quando paga la differenza un po'. Ho capito. Ecco, lui lo fa no, adesso ho messo in moto a nuovo.
Non vuoi dire che... No, sempre stando ai parole suoi, mio nonno la ritardà di 3-4 giorni del permesso di rimpatri. Il treno era a disposizione per i profughi, per quelli che erano esiliati da allora ritardà il messo comunale di Siena vai a dire guarda che abbiamo tuo padre tutto il treno perché non te va in casa gratis e gli era già passato un anno? No, 2 o 3 giorni via un piccolo periodo ma che periodo gli era già passato un anno dalla fine della guerra di solito o no? Gli era passato un tocco io ho detto mi pare perché adesso la macchina c'era un carbone sì e mando in casa mando in casa ecco via cavallo un punto di decisione a lei perché lei da 3 via a sta parte la macchina era finita il carbone e ora no va a finire il carbone ma il dialetto grazie alla ieri mi pare il dialetto non è compadre non devo sparare italiano è il dialetto che da fuori così ecco va bene stacca pure porta a casa tutto quanto la tua famiglia se capirà adesso viaggio questo fai per dire che era un tipo deciso oh Dio signore mi stai adesso pare non senti era l'uomo vai via ringrazio molto gentile e domando scusa di essere venuto così improvviso però sai il mio nome sì capito eventualmente che avesse bisogno di avere qualche altra informazione vengo a trovarlo con Piccardo un'altra volta, va bene? E mi sta bene, la fotografia che ho fatta che spero che sia venuta fuori bene, ma vi mando, va bene? Intanto sentiamo Sofia se si ricorda qualcosa io che raccontare, va bene? Grazie intanto. Ciao. Ho quasi finito mieso. No, io quello che sentivo dire. Io sono giovane. Sì, beh, so bene che io sono giovane, ma che sentivo dire a suo papà no, io suo papà. Sì. Ho capito. Tutto perché ma insomma che era toccato dopo averci fatti skei, i robai, praticamente che attenduo una sera, non stiamo di no, io attenduo. Non stiamo di nomi, niente nomi. Non io attenduo, io fregai e basta. Ma non credo che capirà a caso. Diciamo così. Le solite robe succede perché... Diciamo secondo che io ritornai su dai profughi, i miei profughi. Sì, profughi. Io trovavo i suoi disagi, no? E io mi suono con dei... Sì, appunto, perché si deve lavorare. Io lavorai e mi suono con dei soldini, no? Qua la terra io aveva, no? Adesso si sa di video, vede, quanti pezzettini. Io ero una famiglia che stava abbastanza bene, io ero lì, stavi abbastanza bene, il nonno. Mi siamo stati abbastanza bene. No, ben, abbastanza. Si accavava. Eri in affitto comunque a terra, eri in affitto? Che notte che io trovavo mio nonno sul canale, per terra, e si trovava senza soldi. E in più con una firma? E in più con una firma, è un debito della banca. Perché se fosse la firma si sa chi che te ha dati. La banca aveva fatto un prestito, aveva dato dei soldi, Cosa che aveva fatto con quei soldi in prestito? Come mai è andato in prestito? Perché aveva già di 7 case? Allora, mio nonno era massa, se partimmo già da precedenti, ed era un uomo aperto, diciamo così. Aperto, no? Non aveva maizia. Non aveva maizia. E io la trovavo qui che è maizia e si è fatto là. Io ho detto, insomma, i fiori si è trovato senza soldi. E con 4 milioni da pagare? Di banca da pagare, e i bocchi l'ha venduto a Colaian, spariti. E gli era andato a vendere i bocchi a volte? Andato a vendere i bocchi, e so pare, non è neanche morto, è visto una bronco monete, non parletti, 2 giorni non parletti. E dopo che mestiere aveva fatto ora su Piero, quel Piero, Sir Piero, come hai fatto cavallo? Tutti quanti c'erano già, come tutto il mondo. Ha fatto i contadini un poco e dopo? No, è andato a lavorare da vecchia Laudaris, l'industria qua, quella seria la Laudaris. Dopo finì guerra, da giovane io eravamo in Varanca a lavorare a terra, no?
Sì. Dopo l'arrivata militare si è fatto 5 anni di prigionia. Ah, seconda guerra. Dal 46. Seconda prigionia dove che hai fatto? In Germania? In Germania. Ah, in Germania, solo... Si è fatto 5 anni di partire aiutami a dire, Vabbè, insomma... Io non so, sinceramente, non importa, non stai a preoccuparsi, perché noi stiamo lì a parlare della prima guerra. Albania, va! Oh, bravo, anche a me pare ieri in Albania, quello che in Albania, è nato in Albania, e ha fatto tutta quanta la sua guerra e ordinati di fare la sua guerra, e dopo con la disfatta gli ha tappato tutti quanti i poricani di talenti e gli ha portati su in Germania dall'Albania, in parte col treno, in parte a piedi. E lui si è fatto a fame, la guerra e a miseria, e niente. La passata, signora... Andiamo avanti, sì. Intanto che suo marito mi ha detto che andava via con le vacche in fondo, no? Con cosa mangiavi? Con cosa mangiavi intanto che andava avanti via la strada? Per andare giù a Siena? Sì, vai avanti. Permesso. Posso se andati a Siena? Con i bo? È caro il bo, sì, è caro dei 4 ore una volta. E cosa mangiavi? I soldi, mentre che andavi giù, che avevi skate, per mangiare? Il mio sussidio. Ah, non avevi sussidio, ma drio a strada, insomma. Ah, tu hai detto che bene. Ma mi sanno non mi aspettavano. Ciò. Quelli che si La magari parava via i bocchi li parava via. Ma sentà o a piedi, camminando? A piedi. Tutto a piedi? Sempre a piedi. E anche Valtteri eri a piedi? No, si monta in cima al carro. Ah, Valtteri montavi solo. Che si sente? No, sta un poco 03. Che si sente? Permesso. E ora, che il tendone che era a querza il carro? Avevi messo un tendone, capito? Che tendone ieri? Porca dai, che era ma a casa, operavi per cosa a casa? Come panoce, così. Tegnevi l'acqua? Sì, tegnevi? La tegnevo, sì. Era bello impermeabile, insomma? Sì. Ah, ho capito. E poi panoce, insomma, lo tegnevi per querza, non si ricorda più tanto. E per scaldarsi, di notte, dormivi sul carro così, non era freddo? No, a sue famiglie. Ah, Andrio Strada? Come fosse spegnare, mi mandava a scuola di Ottiniano. Ah, ho capito. Poteva lui, ci proprio. Ah, quindi trovavi un posto a dormire per casa, insomma, non dentro il carro? No. No, perché non me lo mandava, cioè, se no era ben freddo. E in miniera, ecco, dove che altri portavi l'acqua, qui che lavorava i minatori là, ieri all'aperto o sottoterra? Cosa si ricordi? Non mi ricordo. Non ti ricordi? E Valtteri l'acqua, avevi stattina che portavi l'acqua? L'acqua si caricava su un paese, se poi lo femminile, se andavo femminile, portava l'acqua. E con cosa che andavi dopo? Da tina con cosa tiravi fuori l'acqua? C'era una gomma che si buttava su una cisterna. Ah, riempivi una cisterna? Sì, dopo io operai, ero da lei che aveva l'acqua e io portavo dove insomma, ecco. Ah, ho capito, Valtteri riempivi una cisterna, insomma, di acqua potabile. Quindi avevi sempre da fare viaggi su e su. Una volta la mattina basta. Ah, una volta la mattina? Sì. E dopo il resto del giorno cosa facevi? Niente o chiaro? Ma che bastava che viaggio era? No. E bastava di che viaggio? Bastava. E gli era lungo da fare? Era lunghetto. Ho capito. Ma. E quando si partì appunto da casa, ieri portai via anche la vacca e Vedeo? Sì. Vacca e vitello e tutto, ieri portai via. Sì. E Vedeo era dal Rio al carro, era? Sì. Ma ho capito. Adesso pare ieri è stato proprio bersagliere. Sì, bersaglieri. Bersagliere? Sì. Perché aveva detto che era un bersagliere, non era un modo da dire, era proprio il bersagliere. Era forte mi pare. Era forte. Ostia. Era una fare schilata a Roma? Sì. Sopra. Ecco. Guarda che era, Sì. Ah, dove? Era proprio un tipo. Ecco, dopo. Va bene. Era mega detto, dopo altri.
qua era da fare un po' di biografia vostra. Quante si sposai i vostri due che hanno? 36. Mi pare che non mi avevi detto. Del 36 al 23 gennaio. 23 gennaio, che Il 23 gennaio del 36. Ecco, e quanti fioi che vi Ah, 2 fatti e 3 figli. 2 maschi e No. 2 donne? 2 fatti Ah, 2 fatti. e 3 figli. Gemelli. Perché Rinaldo è gemello di sua sorella. Ah, ok, allora uno è Rinaldo e un'altra E Ivana. Ivana. Ivana e Rinaldo. Ecco, e in più un altro maschio. Gemelli. Ecco, ho capito, perfetto. Ecco, se fa il premio dal Duce. Perché so? Perché era gemelli? Ah, i gemelli. Non si ricorda che il Duce voleva andare a 60.000 60 milioni di italiani. di personalità. E ora gli pagava tutte e anche le ragazze madri, le stipendiava, chi che aveva i gemelli li premiava, perché lui voleva arrivare al suo scopo. Di che anno sei nati? Sì. Di che anno era che ci ha fatto premio? Di che anno sei? 37, del 37 del 14. Ho capito. Ecco. Basta, che a volte che suo papà è andato con gli anni del successo per l'episodio là, era nato proprio dai po' al mercato, che a volte, che avevo della casa che lo va a trovare, che casa fa poi monete. Era nato al mercato con gli anni, sì. Lo so, Sì. non mi ricordo. Se si ricorda, si ricorda cosa l'episodio, che a volte che dopo gli ha portato via tutto praticamente, e gli era nato al mercato di Conegliano. Mia adesso, No, non si ricorda. quando sono sposata suo papà non era più. Ah, ho capito. Buono. Neanche mi, mamma. mi era queste 3 robe qua che dovevano mandare. No, neanche conosciuto. E dopo guarda che vi sempre dovessi sposare, vi hai sempre fatto qua i contadini oppure altri mestieri? Così. No, altri. Sono sposato e sono stato sull'agro Pontino. Questo è interessante. A parte il Circeo, che confinava col Circeo, col parco del Che Circeo. paese eri? È il parco del Circeo, non ho mai sentito nominare. Vado ieri a San Felice Circeo. Tra Roma e Napoli. Buongiorno. Tra Roma e Napoli. Napoli. A San Felice Circeo. San Felice Circeo. E Ecco, le fotografie. ecco, ma mi dite dentro San Felice Circeo, come sei andata là? Quanti anni ci stati? A me sono stata 5 anni e mezzo. E P? 7 anni. Ah, ma perché eri nella mia casa, io sono andato Perché prima. dopo veniva avanti la guerra. Lui è andato a fare il militare. E ho un mio cognato, fratello di lui, resta a casa. Anzi, mi aveva dato anche 60 cambi, 30 cambi di terra, vero? E a casa, bestiame e tutto. San Felice Circeo. E se lo aveva a pagare 230.000 lire. 230 lire. 230 lire. Di che anni ha? Oggi come oggi ne compra un cappello. E di che anni ha? Dopo mi viene a fare prima che paghi questi soldi quando gli altri. Da comprare, insomma, te. Insomma, si ha demoralizzato, uno gli era via, uno l'ha più parlato, e là così sono venuti via. Ho capito, insomma, prima della guerra, prima della guerra o durante la guerra? Sono venuti su gli altri del 43. Durante la guerra proprio? No, sbagli. Aspetta, perché Bruno è nato il 41 a luglio e non sono venuti su a novembre del 41. A novembre del 41. Ecco, perché aveva 4 mesi lui. Ho capito, in treno. Lui, agosto, settembre, ottobre, aveva 4 mesi. Quindi su in treno? Sì, col treno. Col treno. E dopo si messi a lavorare qua a casa, insomma. E sono arrivati qua, su sta casa vecchia che era. Continuare a fare i contadini, insomma. Quanti campi più o meno? Non sarà fatta i nostri
La divisione di queste robe. La vidrio. Vabbè, perfetto. E là a San Felice Circeo eri andati su, non ho capito chi che vi doveva trovare. I coloni. I coloni. Perché gli erano tanti da Vicenza, da Treviso, da Padova, da Rovigo, che gli era anche ai tedeschi, dove da voi ieri, da Merano. Sì, ma voi di chi vi dovete trovare il posto nel Giorgio San Felice Circeo? Il duce era manifestati che vogliono a lavorare la terra che era in cuore. Noi ragazzo, no! Noi! Terra che era incolta. Va via! Buongiorno, torni su Piero. Niente signor, cosa vuole? Ecco sto via! Aspetta ragazzi, guarda Un attimo scusa. Sì. Veramente, chi vi aveva detto di andare su quel posto? Era il duce l'aveva messo fuori. In generale? Sì, l'aveva messo fuori chi che voleva solo lavorare i terreni. Ecco, allora suo fratello più anziano gli dava alle famiglie numerose. Loro era 5 uomini, vera? E allora gli ha richiesti. Come si chiamava il fratello più anziano? Ecco, famiglie numerose. Sì. E dopo? Il fratello del Piero, del signor Piero. Chi me dava? Come si chiamava il fratello del signor Piero? E il suo fratello come si chiamava? Barbon Giuseppe. Barbon Giuseppe? Sì. Non capito. E io tramite, sei andato per primo Barbon Giuseppe? No, sì, a vedere. A vedere. E dopo è su tutta la famiglia. Non capito. Mi no, perché ero in Svizzera, mi sono sposato dopo, sono andato a Basta storia, Sì, non sì. Mica avvisa detto tanto.